E il protagonista che si aggiunge a questa trasmissione è Latteria di Soligo. Abbiamo il presidente Lorenzo Bruniera a cui stringo la mano. C'è tanto da dire, ma anche da raccontare un prodotto, ad esempio il vostro latte, che oggi valorizza lo iodio, elemento straordinario per la nostra salute. Sì, abbiamo fatto una ricerca assieme all'Università di Padova dell'Agricoltura, ma anche della Medicina. C'è stato un convegno a Castelfranco, abbiamo presentato il prodotto. Lo iodo è essenziale per quello che è la nostra vita e non serve che sia io a spiegarlo, ma basta chiederlo a un dottore. E per fare tutto questo le nostre aziende agricole sono certificate, i nostri produttori di latte. All'interno del sistema di alimentazione che noi facciamo siamo ricchi, il nostro latte è ricco di iodio. Latteria di Soligo e sostenibilità, c'è tanto da raccontare anche qui. Beh, diciamo che ne abbiamo fatto una delle nostre priorità. Da noi arriva il latte dei nostri soci. Lavoriamo, facciamo formaggio, il formaggio che facciamo, quello che rimane è il siero, dal siero facciamo ricotta, quello che rimane dalla ricotta, che è la scotta, va in un biodigestore per fare dell'energia. Allora energia pulita, sia termica che elettrica, quello che rimane va nel nostro depuratore biologico, no? Esce acqua pulita, in teoria entra latte, alla fine prodotti e acqua pulita. Ed infine, Presidente, un altro aspetto importante della vostra cooperativa, quello sociale, quello di aiutare dei progetti particolari. Ce n'è uno in azione proprio in questi giorni. Sì, è la violenza contro le donne, che abbiamo aderito alla fondazione del territorio dei comuni per essere a fianco a questa piaga sociale che abbiamo, la violenza contro le donne. Diamo dei messaggi, auspichiamo che le famiglie che lo leggono capiscano che nella violenza non c'è amore e per avere amore bisogna avere dialogo e l'amore è tutta un'altra cosa dalla violenza. Grazie Presidente, grazie a Latteria di Soligo. Andiamo alle conclusioni? Beh, andiamo a scoprire con chi.